Oggi è il giorno di Sant'Oreste. Il nome Oreste deriva dal greco e significa montanaro. Oggi, 9 novembre, è la giornata contro il fascismo e l'antisemitismo, proclamata dalle Nazioni Unite in ricordo della notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938, passata alla storia come Notte dei Cristalli, in riferimento alle vetrine delle migliaia di negozi ebrei distrutti. Ricordare il passato è di fondamentale importanza per evitare di compiere gli stessi errori in futuro, avendo sempre chiaro ciò che non vogliamo accettare nel presente, come episodi di violenza ed emarginazione che vengono troppo spesso sottovalutati. Al grido libertà, libertà tra i fiumi di birra gratis offerta dai locali, decine di migliaia di tedeschi festeggiano il 9 novembre del 1989 la caduta del muro di Berlino, considerata uno degli eventi più importanti della storia. Dopo 28 anni di separazione, Est e Ovest abbattono la parete innalzata dall'Unione Sovietica nel 1961. Ma sapete che esiste un particolare fenomeno detto effetto fionda? Immaginate di essere su un veicolo nello spazio. Quando vi avvicinate a un pianeta, questo eserciterà una certa forza di gravità, in grado di curvare la traiettoria del vostro veicolo. È possibile risparmiare tempo e carburante proprio sfruttando il cambio di direzione e di accelerazione dovuto alla presenza del pianeta. Questa manovra viene detta effetto fionda. Buona domenica ai 12, una romantica luna in Cancro vuole essere morbida e fare rilassare un po' i segni zodiacali provati un po' da tutti i movimenti planetari della settimana. Iniziamo con Ariete che passa una domenica in famiglia, un po' sentendosi vincolato e limitato, ma vi tocca, avete già abbastanza avventura in altre aree della vostra vita. Oggi dedicatevi alla famiglia Toro. Per voi oggi la giornata è più dolcemente comunicativa proprio perché la luna si sposta in una posizione in cui vi fa parlare meglio agli affetti, ai legami, e anche se Venere per adesso è un po' distante, chi se ne importa. Gemelli, per voi la giornata oggi è un po' meno nervosa delle altre, la luna vi dà visione, la luna vi dà oggettività, vi dà una maniera chiara di vedere le cose, anche se vi ostinate a pensare che c'è qualcosa di poco chiaro che non vada. Di questi sospetti ne parlerete con qualche amico Cancro. Luna nei vostri gradi, una luna che addolcisce tutto e che soprattutto fa pace con Venere con un bellissimo trigono, per cui cari Cancro oggi datevi all'amore senza troppo polemizzare, ci sono tutte le condizioni perché possiate essere felici in amore. Leone, per voi, Marte che conta oggi assieme a Mercurio, quindi socialità, movimento, divertimento, dinamismo, in amore ancora più passionali del solito. E anche se Venere bofonchia un po' perché ci sono delle condizioni familiari o con il partner nella logistica domestica da concordare, state andando verso la direzione giusta, quindi oggi spostate i pensieri sul positivo. Vergine, a voi oggi non verrà completamente difficile spostare tutto su una positività che non ha un perché, proprio perché Venere è comunque dalla vostra parte, sapete che avete 1.000.000 di cose da fare con Marte e Mercurio che vi ricordano quale obbligo ci sia nell'ambiente in cui lavorate, nella vostra famiglia, e soprattutto molti di voi potrebbero decidere di ristrutturare qualcosa. Bilancia, giornata oggi che vi vede un po' più rilassati, finalmente la vostra Venere davanti a voi è più lucidamente consapevole con un trigono della Luna che la rende più stabile e molto meno ballerina, per cui adesso siete un po' alle prese con i dubbi di Plutone che vi suggeriscono sempre di cambiare qualcosa in amore. Scorpione, Venere nei vostri gradi finalmente riceve un aspetto bellissimo e positivo dalla Luna, una Luna che la invoglia e la incoraggia a essere più coraggiosa in amore, più vorace e soprattutto a giocare bene la vostra partita per voi.
Sagittario, giornata oggi che vede Marte e Mercurio meno elettrizzati del solito da Urano, per cui Mercurio potrà dialogare più serenamente con Plutone, potrà sognare di fare qualcosa di importante, di bello, o mano nella mano con il partner. La passione oggi non mancherà. Marte ha la concentrazione giusta per darsi ai sentimenti. Capricorno. Per voi oggi Luna in opposizione, che fastidio. Proprio le emozioni contro nel giorno della domenica vi fanno avere sonno, non amerete molto il dialogo, forse il partner vi richiamerà all'attenzione, ma voi oggi avete voglia più che altro di riposare e basta. Acquario, per voi la giornata oggi è una giornata da sognatori, oggi vi divertirete a immaginare, sarete anche un po' romantici, sempre presi dalla passione e soprattutto fascinosi. Tutti chiedono di voi, dovete farvi in 10 per adesso. Pesci, per voi oggi la giornata porta una luna di trigono che convince finalmente Saturno a rilassarsi un po' di più e lasciare che Nettuno esprima un po' meglio le emozioni. Quella luna e quella Venere con quei due trigoni stanno comunque varando una politica di ristrutturazione e di risanamento della vostra vita sentimentale. In pochi se lo aspettavano. Il 9 novembre del 2016 il repubblicano Donald Trump viene eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti. Per lui il 46% di voti contro il 54% di Hillary Clinton, ma il magnate newyorkese vince negli stati che gli assicurano il maggior numero di grandi elettori. Niente obblighi, niente aspettative, nessun impegno. Questo è il significato dell'espressione inglese no strings attached, che è letteralmente traducibile con senza stringhe allegate. Si usa per indicare una situazione in cui si è totalmente liberi di agire, in cui non si ha nessun legame. Quando nel 1942 entrò nell'ufficio brevetti, quasi le risero in faccia. Hedy Lamarr era la diva del primo nudo integrale della storia del cinema, quella degli innumerevoli mariti, l'attrice capricciosa e instabile. Ma tutti ignoravano che prima di puntare sulla bellezza aveva studiato ingegneria a Vienna. Ecco perché aveva ideato il Secret Communication System, un sistema di comunicazione codificata che poteva servire per combattere i nazisti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. L'appuntamento di oggi termina qui. Buona giornata dalla vostra Martina.